Noi dell'Italia dei Valori, ancora una volta e preliminarmente, denunciamo questo esproprio della democrazia parlamentare. Mi rivolgo non tanto a chi sta qua dentro, ma a chi sta fuori. Provate ad ascoltare tutti coloro che intervengono, nella quasi totalità, ad eccezione del gruppo dell'Italia dei Valori e della Lega, stanno dando la fiducia a questo governo e a questo provvedimento. Ma allora perché si vota la fiducia? Perché non si permette di votare il provvedimento senza la fiducia, se veramente avete tutti a vostra disposizione? Questa idea che una fiducia al giorno si deve fare per non affrontare il dibattito parlamentare e il dialogo parlamentare e rispettare chi è stato eletto dai cittadini per portare avanti le idee dei cittadini in questa sede è un atto di dittatura che noi denunciamo ancora una volta. E ancora una volta rimaniamo amareggiati, anche se so che questo è una cosa che non dovrei dire, che il Presidente della Repubblica non interviene. Nel merito, questo provvedimento che avete preso è un provvedimento costituzionalmente illegittimo e soprattutto che mette l'un contro l'altro due poveri cristi, le persone che hanno diritto al lavoro e quelle persone che hanno diritto alla salute. Voi mi dovete spiegare per quale ragione al mondo avete previsto in questo provvedimento che si possa usare il prodotto già confezionato, il prodotto già realizzato dall'Ilva in violazione della legge e sequestrato dalla magistratura come corpo di reato. Per capirci un po' meglio è la Di Pietrese. È come se l'Ilva avesse coltivato l'oppio per fornire l'eroina e voi autorizzate che il prodotto realizzato, cioè l'eroina, già che realizzato e siccome vi serve dovete continuare ad utilizzarlo. Quindi è un provvedimento, questo del governo, che all'un tempo è incostituzionale perché viola il diritto alla salute e il diritto all'ambiente, perché questi sono due diritti costituzionali garantiti, e in secondo luogo perché ancora una volta è un provvedimento ad personam, perché siccome all'Ilva serve il prodotto che hanno già realizzato, nonostante questo sia nocivo all'ambiente e alla salute, voi permettete che questa droga possa andare in commercio. Voi siete complici di un reato. Ed ancora, stabilito quindi questo come principio fondamentale, andiamo a vedere voi cosa del governo Monti avete fatto. Innanzitutto smettetela a chiamarvi governo tecnico. Voi siete un governo politico che vi mascherate da tecnici per portare avanti una legge e una legislazione, un'attività parlamentare, politica e governativa che è uguale a quella del governo Berlusconi, semplicemente che vi siete ammantati di tecnicismo per non farla passare. Una riprova, ieri avete fatto un decreto legge per voi, per permettere a voi stessi di andare alle elezioni senza dover raccogliere le firme, senza dovervi presentare ai cittadini per chiedere loro il consenso di presentarvi alle elezioni. Decreto ad personam, come lo faceva prima Berlusconi, così lo fate adesso voi. Ed ancora, quali sono i risultati veri e quali sono i risultati apparenti che voi state tanto declamando? Più disoccupazione, più recessione, più debito pubblico, più cittadini arrabbiati e disperati. Quasi siamo alla soglia non della protesta ma della rivolta sociale. E voi ogni giorno, grazie a un sistema dell'informazione ormai accovacciato ai vostri ordini, state raccontando al Paese che se qualcosa non va è colpa del Paese e non è colpa vostra. Un anno siete stati qua a fare provvedimenti perché dovevate risanare il Paese, non solo non avete fatto quadrare i conti, ma l'avete fatto pagare il conto ai più deboli e ai più onesti, salvaguardando il sistema bancario, il sistema delle imprese, degli armamenti, salvaguardando cioè quei settori che nulla hanno a che fare con la giustizia sociale. A noi non ci interessa niente cosa avete fatto, i soldi che avete dato al Monte dei Paschi, ci interessava che quei 3 miliardi li davate agli esodati, li davate ai cittadini che avevano bisogno di lavorare. A noi non ci interessa niente che voi avete comprato 100 e passa aerei da combattimento, a noi ci interessava che quelli li davate alle piccole e medie imprese per poter continuare a lavorare e a svolgere il loro lavoro. Il vostro governo è né più né meno che un governo finto tecnico, finto liberale, è solo un governo
che ha cercato di sfruttare la sua posizione per ora mettersi a fare attività politica. Quindi siete un governo non solo politico, ma anche scorretto politicamente. Ed ancora, usciamo da questa idea che adesso voi siete un governo che vi state dimettendo perché c'è un'opposizione. Quell'opposizione fino a ieri ha votato i vostri provvedimenti e voi state continuando a fare i provvedimenti loro. Se oggi voi dovete andare a casa, voi riflettete solo su questo. Siete stati sfiduciati e avete la fiducia da chi vi ha sfiduciato. Ma che senso ha se siete stati sfiduciati a fare ancora attività di governo? Un'ultima cosa mi permetto di dire, già che sono in quest'Aula, e mi rivolgo ancora una volta al Capo dello Stato. Ci sono quasi 1 milione di cittadini che hanno raccolto quasi appunto 1 milione di firme per abrogare l'articolo 8 e l'articolo 18, la riforma Fornero di questo governo. Quella riforma cioè che mette in condizione i cittadini lavoratori, di dover andare a casa anche quando vengono licenziati illegittimamente. Io mi rivolgo, siccome questo governo sta andando a casa, noi abbiamo raccolto le firme, vogliamo avere il diritto che i cittadini si esprimano sull'abrogazione o meno dell'articolo 18. Invece questo governo si sta adoperando per andare a casa un giorno prima della fine dell'anno, o per sciogliersi un giorno prima della fine dell'anno, per impedire a noi di poter depositare quelle firme, stando alle formalità di quella legge sul referendum. Il governo, come avete visto nell'ultimo provvedimento, non ha preso a cuore questa nostra richiesta, che pure abbiamo fatto formalmente, cioè di mettere in un decreto la possibilità che quando c'è lo scioglimento anticipato delle Camere, le firme raccolte per referendum devono essere considerate valide anche se fatto l'anno precedente quando si vota. Ed è questo un appello che rivolgiamo al Presidente della Repubblica affinché non permetta questo esproprio ulteriore di democrazia. Già non c'è più quella parlamentare, lascia almeno che quella dei cittadini si possa esprimere. Ed ancora, a questo governo, a questa maggioranza parlamentare, perché vorrei ricordarlo qui dentro, l'Italia dei Valori è l'unica formazione politica che in questi 5 anni di legislatura ha fatto opposizione politica qui dentro. Ancora una volta sono passati 5 anni, di cui 1 anno di governo tecnico, e la legge sul conflitto di interessi non è stata fatta. Il risultato è che ancora una volta oggi qua ci accingiamo a fare una campagna elettorale con sproporzione di mezzi, di chi ha mezzi televisivi, di chi ha uso della televisione pubblica e privata. Noi dell'Italia dei Valori siamo l'unico partito che ha rifiutato di partecipare alla spartazione dei consigli di amministrazione e dei consiglieri di amministrazione della RAI. Tutti gli altri vi hanno partecipato e adesso ne godono dei benefici, anzi ne approfittano di quei benefici. Ed ancora, noi denunciamo ancora in questa sede che in 5 anni, nonostante gli accorati appelli del Presidente della Repubblica, nonostante 1 anno di governo tecnico, la legge elettorale non è stata fatta. Non l'avete voluto fare, perché qui dentro volete che decidano soltanto i segretari di partito, non volete che decidano i cittadini. Noi dell'Italia dei Valori siamo quella formazione politica che insieme al comitato referendario ha raccolto 1.200.000 firme di cittadini per un referendum per cambiare questa legge, e voi non l'avete voluto mettere all'ordine del giorno. Voi siete delle persone che state espropriando la democrazia di questo Paese. Ed ancora, usciamo da quest'ultimo decreto che avete fatto, cioè vale a dire quello del divieto delle candidature ai condannati. Dovevate farle seriamente questo divieto. Avete fatto un divieto soltanto per sentenze definitive, per cui adesso, se in Italia fosse successo quel che è accaduto in America, con 20-30 bambini uccisi, voi lo potevate candidare lo stesso, perché non è definitiva la sentenza. Ed ancora, voi avete previsto che ci vogliono 2 anni di condanna penale. Ci sono una marea di reati, compresi quelli della pubblica amministrazione, che con i riti abbreviati e le attenuanti prendono meno di 2 anni di condanna, ma non meritano di stare in questo Parlamento. La verità è una sola, signori del governo, signori del Parlamento, che qui dentro non c'è più democrazia e che voi continuate a fare delle leggi così come serve al potere finanziario, al potere del sistema bancario, al sistema dei poteri forti. Voi ve ne fregate dei cittadini, ed è questa la ragione per cui l'Italia dei Valori alle prossime elezioni ci sarà, e ci sarà per dare più giustizia sociale, per
portare la giustizia sociale qua dentro, perché con tanta ipocrisia qua dentro si votano provvedimenti che poi fuori si va a dire che sono provvedimenti sbagliati. Questo è il massimo dell'ipocrisia che non possiamo permettere né a voi né a coloro che vi appoggiano ipocritamente in questo Parlamento. Grazie. Grazie a lei.